Buongiorno a tutti e grazie per essere con noi per questa nuova chiacchierata di nuova pedagogia. Oggi abbiamo Elena. Ciao Elena. Ciao a tutti. Elena è anche lei una testimone del percorso di Scuolagire. Vi ho già detto nella scorsa intervista con Elisabetta che faremo una serie di interviste perché, essendo finito il 7° anno di lavoro di Scuolagire, vorremmo far entrare un pochino nella vita delle persone che hanno conosciuto e messo in pratica la nuova pedagogia, per vedere un po' che cosa è successo rispetto al periodo precedente, insomma, di quando non la conoscevano. Per cui Elena, grazie per essere con noi. Presentati, dici, che ne so, dove sei, cosa fai e soprattutto comincia a parlarci di te di prima di incontrare il percorso di Scuolagire. Allora, io sono Elena, vivo a Firenze da un'infinità di tempo ormai e sono una maestra di scuola elementare, continuo a definirmi così. Innamorata del mio lavoro, innamorata dei bambini, ho sempre cercato di dare il massimo, però diciamo che c'è stato un lungo momento della mia vita professionale dove non sono stata veramente me stessa. Sono una persona, mi ritengo una persona spirituale, penso che la maggior parte della mia vita sia su un cammino spirituale, però una spiritualità che aveva un po' una chiusura, che aveva dei limiti, un po' una gabbia. E quindi mi sentivo ingabbiata senza sapere di esserlo, e questa gabbia la portavo anche nel mondo del lavoro coi bambini. Ecco, questa è la cosa. Fino a che non ho incontrato Scuolagire, e l'ho incontrata in un momento personale molto particolare, perché io a settembre 2021, come molte persone, ho iniziato a decidere di non stare a determinate regole, non perché non mi piacciono regole, ma non mi piacciono le imposizioni. E allora, in quel momento che stavo cercando di capire come muovermi in quel mondo di costrizione, mi è venuta una locandina tra i vari gruppi che seguivo, dove c'era appunto questo corso di formazione di nuova pedagogia, e pensavo che fosse un corso che mi potesse dare degli strumenti più pratici per ampliare un po' la formazione. Non credevo che mi avrebbe completamente sconvolto la vita in maniera molto, molto, molto favorevole. Mi ha cambiato, mi ha messo in contatto di nuovo con me stessa. È come se appunto il semicerchio avesse unito il cerchio. Questo, diciamo, è quanto. Diciamo anche il motivo di questo cambiamento, perché rispetto ad altri corsi di formazione, perché ce ne sono tanti, in cui semplicemente si parla di metodi di apprendimento, di metodi, di strumenti, eccetera, con Scuolagire noi facciamo un lavoro, e tu lo sai perché lo hai sperimentato, di decondizionamento. Lo facciamo. Esatto. Lo facciamo grazie alla psicosintesi di Roberta Saggioli, quindi piano piano hai cominciato ad entrare in contatto con parti molto profonde di te che ti hanno dato, diciamo, una visione vorremmo dire, più completa di che cos'è la vita, l'insegnamento, eccetera, e questo ti ha portato a dei risultati. Quali sono stati questi risultati? Allora, i risultati sono stati che io ho scelto di restare nella scuola pubblica perché credo profondamente che sia necessario che ci siano insegnanti divergenti, insegnanti illuminati, insegnanti saggi che restino nella scuola pubblica, perché ci sono tanti bambini che sia per scelte dei genitori e sia anche proprio per questioni di
di condizioni. Di condizioni, non è che possono permettersi la scuola parentale, dove sicuramente c'è un'opportunità migliore di decondizionamento. E quindi è necessario che ci siano educatori e insegnanti consapevoli che continuano a seminare dall'interno. E io sento proprio profondamente la necessità di farlo. Per cui il mio modo di lavorare è completamente cambiato. Ho una visione più globale, strutturale dell'educazione e delle discipline. Diciamo anche olistica. Sì, più olistica, esatto. Cerco di portare proprio strumenti pratici, perché credo profondamente che la parte fondamentale su cui bisogna, diciamo, intervenire è proprio l'aspetto spirituale, perché è dallo spirito che nasce tutto e quindi anche dalle emozioni. E il mio piccolo obiettivo quotidiano con i miei alunni è proprio quello di aiutarli a entrare in contatto con le proprie emozioni, con se stessi, aiutarli a farsi domande più che a trovare risposte. E tu come maestra come ti senti, visto che poi sei rientrata nella scuola pubblica, qual è il tuo contatto anche con gli altri insegnanti, con l'istituzione, avendo, diciamo, essendoti irrobustita grazie ai principi della nuova pedagogia? Allora, non è facile, perché comunque è come dover mantenere, stare in una bolla a contatto però con gli altri, e quindi anche cercare di entrare in una relazione differente con gli altri. Io non so se la possiamo definire, io non definisco mai niente un caso. Anche la relazione che io ho avuto con i miei colleghi non è mai stata ostile, anche quando magari non hanno compreso le scelte che facevo, perché comunque io cerco di entrare sempre in una relazione umana e empatica con gli altri. E evidentemente questo modo di stare, in cui cerco di stare centrata e portare dal cuore quello che sento, quello che sono, non arriva solo ai bambini, ma arriva anche ai miei colleghi. E probabilmente, anche se non mi comprendono, però mi accettano, non lo so, mi accettano. Lo stesso è con i genitori della mia classe, dove devo dire la verità, ho sempre avuto, cioè loro hanno fiducia totale in me, perché sentono che io ho a cuore veramente il benessere dei loro figli, e questo li fa superare qualunque altra cosa. Il rispetto alle regole o alle, diciamo, dinamiche delle istituzioni, lì è un lavoro costante di mettersi alla prova continuamente, perché ti rendi conto che il sistema influisce dentro di te, non è che ne sei fuori, e quindi c'è il momento in cui puoi avere la rabbia, puoi avere anche la voglia di rispondere in modo aggressivo, ti viene da essere presa da quello, e poi però cerchi di ritornare in te e di chiederti quanto realmente credi a tutto questo e quanto realmente poi è importante. E allora stare in quella bolla dove arrivano anche i bersagli da parte degli, attraverso le regole, attraverso proprio cose assurde, proposte assurde, e riuscire a farli rimbalzare fuori, è quello che io mi sono proposta. Non avevo chiaro, quando ho deciso di restare nella scuola pubblica, quanto difficile fosse questa mia missione, perché io la definisco così, non ce l'avevo. Sicuramente è una missione, perché noi tutti ci incarniamo per uno scopo, una missione. Probabilmente quello che tu, diciamo, eroicamente stai portando avanti con determinazione,
ma anche con dolcezza, perché voglio dire, è un metodo, per quello che poi tutti, diciamo, accettano la tua divergenza all'interno di un posto dove, diciamolo, insomma, è presente il pensiero unico. Insomma, è un bel risultato, cara Elena. Ma adesso parliamo dei progetti che stai portando avanti, perché diciamolo, Scolagire si chiama agire proprio perché noi crediamo nell'azione, no? Nel rendere pratico, nel far precipitare nel fisico tutto quello che noi sappiamo esiste nei mondi sottili. E ci sono degli strumenti. Due di questi strumenti, uno è il teatro, Esatto. l'altro è la scrittura di libri che vadano più, diciamo, nella direzione, cioè che non siano manovrati dall'alto, ma vadano più nella direzione del contesto umano nel quale la scuola dovrebbe essere calata e non sempre è. Ce ne vuoi parlare? Allora, qui a Firenze con un'altra insegnante consapevole, amica, Chiara Leggeri, abbiamo deciso di formare un gruppo di teatro evolutivo e quindi di sperimentare questa esperienza come modo per arrivare agli altri. Arrivare a seminare. E il teatro evolutivo è una delle, diciamo, anche degli strumenti che io ho scelto per all'interno della mia classe. Quindi contemporaneamente a questo gruppo di teatro che stiamo portando avanti, ancora appunto germoglio, io porto da settembre questa esperienza in classe con i miei alunni. E l'altro progetto è quello di partecipare alla stesura di un manuale per educatori, in più con altre 4, con un genitore e altri 3 insegnanti, sempre di Scuola Agire, abbiamo deciso di creare un libro di testo da poter utilizzare nella scuola primaria. Quindi un sussidiario che non sia i soliti sussidiari come sono adesso fascicolati, ma unico, e che come strumento sia un libro che ha molte immagini per fare sì che i bambini possano interpretare liberamente quelle immagini, chiaramente di fonti, documenti. Verranno selezionati degli argomenti ponte che serviranno per unire tutte le discipline, perché il sapere è unico, non è parcellizzato. È chiaro. E vuole essere uno strumento per gli insegnanti, per quegli insegnanti che magari si sentono frustrati dai libri condizionati e condizionanti che purtroppo ancora ci sono nella scuola dell'obbligo, la scuola statale, e che magari chissà possa essere uno strumento per cominciare a farsi anche domande, a cercare, a avvicinarsi e magari cominciare a dire: ma io cosa voglio essere? Come voglio essere? Che tipo di educatore voglio essere? Quindi che tipo di persona voglio essere? E iniziare anche a fare un lavoro su di sé. Perché per essere buoni educatori, o che sia genitore o che sia insegnanti, è fondamentale partire da se stessi, perché i bambini agiscono seguendo noi come modelli, quindi abbiamo una responsabilità grossissima oggi nel portare un nuovo modo di essere umani. Io chiaramente come facilitatrice della Libera Università e quindi fondatrice di Scuola Agire mi emoziono sempre molto quando vedo quanto questo percorso abbia influito e dato alle persone che l'hanno frequentato una chiarezza mentale, progettuale, che non rimane solo un'idea, ma diventa concreta. E so quanto questa cosa sia tutt'altro che scontata.
Penso che non ci sia molto altro da aggiungere, se non se tu vuoi aggiungere qualche altra cosa prima di salutarci, perché penso che tu sia stata veramente molto esaustiva e ti ripeto, se tu mi avevi detto che eri emozionata prima di fare l'intervista, adesso quella emozionata sono io, perché quando inizi un progetto così grande, no? Come piantare gli alberi, l'uomo che piantava gli alberi di Jean Genou, pianti gli alberi però poi tu la foresta non la vedi, e vedere insomma che i piccoli virgulti in realtà sono diventati già molto, in 7 anni sono diventati già molto forti e presenti nel campo sia dell'educazione ma anche della vita a tutti i livelli, ecco, allora non si può che essere contenti ed emozionati. Ma io quello che posso dire è che per me Scolagire è iniziato come un'ancora di salvezza ed è diventata il mio cammino di studio. Io studio tantissimo, ho riscoperto il gusto e l'amore per lo studio, faccio tanti studi a livello personale, ma che hanno sempre come finalità quello di crescere io per poter poi avere più strumenti da portare nel mondo con cui ho a che fare con i bambini, che non è solo la scuola, è anche da pochi mesi la gioia di essere diventata zia, e quindi per me questo è unire, ecco, è l'infinito, quel lavoro che ti permette di cambiare te stesso mentre cambi il mondo e viceversa. Quindi bellissimo. È un'esperienza che vorrei facessero quante più persone possibili. Questo è quello che posso dire, e non posso che ringraziare Adele per Scolagire e anche per l'amicizia che è nata, di cui sono contenta, perché sei una persona che ammiro tantissimo e lo sai. Grazie Elena, è reciproco. Allora, per non finire con le lagrimucce questa intervista, ti ringrazio tantissimo Elena per il tempo che ci hai dedicato come gruppo, perché comunque noi facciamo tantissime attività di gruppo a livello territoriale e niente, ci vediamo presto dal vivo per continuare il nostro lavoro di teatro evolutivo e degli altri progetti che abbiamo. Buona estate carissima, e invece con voi ci vediamo con la prossima intervista. Grazie, arrivederci. A voi, un abbraccio.